La Pink Bari cerca la seconda vittoria in campionato, un successo importante in chiave salvezza. Il Sassuolo vuole confermarsi la terza forza del nostro campionato e soprattutto vuole tornare a mettere pressione al Milan, che ha battuto la Fiorentina nel match del sabato. La prima occasione è il sinistro di Cambiaghi, deviato in corner dalla bandierina. Arriva il cross che Miglioia non controlla. La più rapace, la più rapida è Pirone, che fa 1-0. Il gol che cambia la storia della partita, con l'ex Napoli Pirone, il capitano, lascia la firma, ma la Pink Bari non resta a guardare. Enval accelera su Santoro, non la tiene Lenzini, sull'uscita di Lemè, diagonale vincente, palla in buca, il gol che rimette tutto in equilibrio. 1-1 tra Pink Bari e Sassuolo. Molto brava Cici ad andare in verticale dalla svedese, che ha un altro passo rispetto all'ex di turno Santoro, poi molto letale con il tocco sull'uscita di Lemè. Match molto divertente nel primo tempo. Dalla bandierina Capitanelli a trovare il colpo di testa di Ludovica Silvioni, stacco perfetto ad anticipare Miyashi, a bucare Lemè. A sorpresa la Pink Bari passa, ma con merito. 2-1 con l'ex Juve Silvioni, si prende l'abbraccio della sua panchina. Il Sassuolo però ha tanta qualità. Pirone qui con l'assist per la zuccata vincente di Michela Cambiaghi, non in giornata, fino al gol che vale il 2-2. Brava Pirone a pescare la ragazza che ha come idolo Francesco Totti. Prende il tempo a Novellino e segna un gol semplice del 2-2. Nel finale succede ancora qualcosa con la giocata da parte di Sule. La puntata che Lemè allontana l'ultimo squillo. Nel calcio di punizione di Piro, colpo di testa di Enval, nessun problema per Lemè. Si va a riposo con questa conclusione di Miyashi, con la traiettoria ad uscire. Nel secondo tempo parte forte il Sassuolo con la conclusione dalla distanza di Tomaselli. È brava a prolungare Miglioia, poi ancora Sassuolo con Miyashi che cerca lo spazio per calciare, palla fuori per il destro, ancora di Tomaselli. Pallone sul fondo senza deviazioni. Entra Bugeia nel secondo tempo e cambia la storia del Sassuolo, cambia il ritmo, cambia la partita, cambia il risultato. Qui con un po' di fortuna l'errore di Novellino, scivola Miglioia, vince il rimpallo Bugeia, ma trova ancora un gol preziosissimo, il gol del sorpasso. Il punto del 3-2, poi Cambiaghi lavora a rimorchio per il tentativo di Bugeia, nessun problema per Miglioia. Santoro alza la testa, cerca Miyashi, Cambiaghi in rovesciata, non trova. Un gol fantastico. Sassuolo che ha altre occasioni per calare il poker, qui prova a piazzare il destro Cambiaghi, allarga la mira, è solo una questione di tempo. Bugeia scappa via, Sulea, il cross per Tomaselli, deve spingere in porta. Un gol molto semplice ma altrettanto importante, quello che chiude i conti, quello che regala il successo al Sassuolo, che conferma un'altra vittoria esterna. Il Sassuolo è una squadra fantastica con grande qualità che vince 4-2 contro la Pink Bari.